Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7. Come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, voi ovviamente potete telefonare, interagire con i nostri ospiti, avete già visto il titolo di questa puntata, è un titolo molto delicato che ovviamente ha colpito molti anziani e quindi cerchiamo di capire di più perché il Veneto è stato quello che per fortuna ha avuto meno casi, però ne parleremo questa sera con ospiti molto importanti che ringrazio. Saluto Fabio Incastrini, presidente Alta Vita IRA di Padova. Buonasera Presidente, grazie. Ringrazio l'assessore Emanuele Lanzarini, assessore alla sanità della Regione Veneto. La ringrazio due volte perché, le ho detto prima di entrare in studio, io davvero credo stia facendo un lavoro insieme a tutto al governatore Zaia, un lavoro davvero stressante. Dal mattino la vedo, si reca a Marghera, a Mestre, sta lì alla conferenza stampa, la vedo davvero operato, quindi grazie di essere intervenuta, mi ha fatto molto piacere, spero anche che sia utile ai nostri telespettatori e saluto Agostino Girardi, medico geriatra dell'azienda ospedaliera di Padova. Grazie a tutti di essere qui, avremo molti collegamenti, poi al termine della seconda parte vi faremo vedere anche come stanno gli abitanti di Vo, siamo andati proprio questa mattina e dunque mi raccomando seguiteci e andiamo subito in redazione dove c'è Elisabetta Corazza al web. Buonasera Elisabetta. Buonasera Giorgio, buonasera agli ospiti in studio e a chi ci segue da casa, a cui ricordo che possono partecipare attivamente alla trasmissione se ci chiamano allo 049 80 77753 oppure possono scriverci sms al numero 345 3341 171. Bene, se ci sono novità ovviamente tu ce le darei in diretta perché siamo assolutamente in diretta. Saluto Dennis dalla seconda redazione, ovviamente saluto anche in regia Marco e Claudio, grazie del lavoro. Dennis, buonasera anche a te. Buonasera anche da parte mia. Giorgio, cominciamo subito come di consueto con i dati di giornata che fotografano la situazione nel nostro territorio. Cominciamo con i dati nazionali, vedete i casi totali sono 181.228, i malati c'è anche qui una novità importante perché per la prima volta il numeretto che vedete a destra è negativo, quindi per la prima volta ci sono meno malati rispetto al giorno precedente, anche se insomma di poco, però sono 20 in meno, quindi 108.237, i guariti ad oggi 48.877, mentre i deceduti purtroppo sono nell'ultimo giorno 454 in più, che fanno salire il dato totale a 20.114. Andiamo a vedere anche i dati relativi al nostro territorio, la regione Veneto, dove i casi totali sono 16.127, i malati 10.061, i ricoverati in area non critica nelle strutture ospedaliere sono 1.273, continuano a scendere fortunatamente i ricoveri in terapia intensiva che ora sono 180, i dimessi 2.117, i deceduti sono 1.112. Va bene, abbiamo visto i numeri, ovviamente sempre numeri ancora molto pesanti da una situazione che nessuno mai avrebbe pensato un paio di mesi fa che accadesse ciò da noi. Allora questa sera abbiamo detto il tema sono gli anziani, andiamo a vedere, visto che parliamo di case di riposo, com'è la situazione delle case di riposo in Veneto in questo servizio di Dennis Mara. Vediamo. La pandemia da coronavirus sarà ricordata come la tragedia delle case di riposo, un concetto espresso più volte nelle ultime settimane dal governatore del Veneto Luca Zaia, perché proprio in queste strutture sono ospitate le fasce più vulnerabili della popolazione e quelle più a rischio, perché il virus colpisce duramente soprattutto chi è più avanti con l'età e soffre magari anche di altre patologie. Un report dell'Istituto Superiore di Sanità su un campione di circa 1000 strutture del paese ha riscontrato quasi 7.000 morti e ha stabilito che il 40,2% dei deceduti nelle RSA dall'inizio di febbraio era positivo al Covid-19 o aveva sintomi compatibili con la malattia. Il Veneto, percepita la gravità della situazione, ha cominciato da alcune settimane una campagna di monitoraggio mediante i tamponi delle 330 case di riposo presenti in regione. Ora, terminato il primo giro di screening con altri monitoraggi che verranno effettuati ogni 10-15 giorni, si può tracciare un primo bilancio. Sui 33.514 ospiti totali ne sono risultati positivi 2.154, il 6,4%,
mentre sui 31.072 operatori ne sono stati contagiati 1.300 per un totale del 3,2%. I decessi in totale sono stati 376, tutti tra gli ospiti, per un indice di letalità del 14,9%, circa la metà del dato medio nazionale. Delle 330 strutture, come detto, in 244, quindi il 73,9%, non è stato riscontrato alcun contagio, mentre nel 26,1%, quindi 86 strutture, è stato trovato almeno un caso di positività. E anche nelle case di riposo coinvolte la situazione è quanto mai variegata, perché se molte hanno visto solo una parte minoritaria di ospiti contagiati, altre hanno fatto registrare bilanci ben più gravi, tanto che il 51,7% dei contagi sono risultati concentrati nel 5,2% delle strutture, ossia 17. Situazioni particolarmente gravi si sono registrate nelle strutture del Veronese, con 112 morti, e del Padovano, dove i decessi sono stati 81. Tra queste quella di Monselice, con 97 positivi e 23 morti, e quella di Merlara, dove i 29 anziani deceduti, che sono stati ricordati quest'oggi sul Mattino di Padova con tutti i loro volti, hanno spinto la Procura di Rovigo ad aprire un'inchiesta per far luce sulla vicenda. Ecco, io inizio con l'assessore Lazzarini, ovviamente, anche se la Regione non è responsabile delle case di riposo, perché sono ovviamente aziende private, e poi ne parleremo con il direttore. E però una domanda che tutti si pongono, assessore, e poi la chiedo anche ovviamente al direttore, la domanda è questa: si sapeva dall'inizio che ovviamente questo virus avrebbe colpito gli anziani con più patologie. Perché non si è andato ai ripari subito all'interno delle case di riposo per quanto riguarda i pazienti, ma anche per quanto riguarda il personale? Cioè è stato un po', secondo lei, lo chiedo per colpa di qualcuno, non lo so, ma non è per fare polemica, è per capire, è stata trascurata la vicenda in Lombardia, addirittura quelli che avevano il Covid lo mandavano addirittura nelle case di riposo, lì è stata qualcosa di stratosferico e di madornale come errore. Però qui nel Veneto qualcuno non poteva accorgersene prima. Ma io credo di no, perché noi dobbiamo un po' riavvolgere il nastro e ricordare, cioè noi ricordiamoci che siamo stati toccati col primo caso, il signore Trevisan di Vo, Euganeo, con tutto il discorso di Vo, il tamponamento di Vo, quindi il primo cluster che era all'interno dell'ospedale di Schiavonia e che è stato appunto quel giorno stesso, il 21 febbraio, venerdì pomeriggio, quando abbiamo saputo questo primo caso chiuso, e dove dall'inizio insomma c'era il primo caso di coronavirus, poi il secondo caso di coronavirus, la Lombardia stava aumentando, anche la Lombardia, però non c'era la percezione, ma questo qui non in Veneto, in tutto il paese. Se pensiamo che l'OMS ha dichiarato la pandemia molto dopo, cioè i primi tempi non si parlava assolutamente, cioè se ci ricordiamo anche le dichiarazioni del mondo scientifico, gli scienziati, ci sono state dichiarazioni che andavano in direzioni completamente diverse, cioè si apre, si chiude, meglio fare una cosa piuttosto di un'altra, è simile a un'influenza, un po' più aggressiva, insomma, quindi è chiaro che all'inizio insomma questo è stato un virus che credo abbia trovato tutti un po' impreparati, ma soprattutto che non si conosceva, cioè si è imparato a conoscerlo strada facendo, e quindi tutto vero, però... dico la virulenza di questo virus, tutto il resto. Quindi appena è arrivata insomma diciamo questa emergenza, c'è stata sicuramente la preoccupazione vedendo quello che succedeva in Lombardia, perché poi chiaramente il focus era la Lombardia, dove c'è stata una virulenza incredibile. Allora il focus era la parte ospedaliera, la tenuta del sistema sanitario ospedaliero, e quindi il cercare di far sì che ci siano posti letto nelle terapie intensive, nelle terapie semi-intensive, nei reparti malattia infettiva, in modo che il sistema sanitario non andasse, diciamo così, in crisi, perché poteva capitare che potevamo avere non so quanti pazienti e non riuscire poi a curare altre persone che avevano bisogno invece di cure ospedaliere. Fin da subito si è capito che il virus era un virus sicuramente che colpiva le persone anziane, perché fin da subito si è capito che colpiva le persone anziane, soprattutto le persone croniche, quindi che soffrono di varie patologie e che hanno quindi difficoltà di vario tipo, le più vulnerabili, le più sensibili. Però sul discorso delle case di riposo si sono messi in atto subito delle iniziative. Io mi ricordo l'ordinanza che ha firmato il Presidente Zaia con il Ministro Speranza il sabato, il 22 febbraio del sabato sera. Avevamo inserito, e non era inserita, poi è stata inserita successivamente nei DPCM nazionali, ma non era inserita nei DPCM nazionali inizialmente,
il discorso legato a limitare l'accesso nelle strutture residenziali per anziani, perché avevamo il sentore che quindi era una popolazione da proteggere e quindi abbiamo inserito questo. Poi si sono susseguite le altre indicazioni che noi abbiamo dato, inizio di febbraio, metà febbraio, fine febbraio, la chiusura all'inizio di febbraio, quindi ma già molte strutture avevano chiuso da sole ai familiari, insomma, l'accesso, le indicazioni degli isolamenti e quant'altro. Certo che probabilmente nessuno si aspettava che ci fosse, che quando questo virus entra in una struttura per anziani è quasi sicuro che c'è un disastro, è quasi sicuro insomma che difficilmente esce senza creare danni. Questo probabilmente non si pensava che avesse questa forza e questa virulenza, e dopodiché probabilmente, ma questo qui eravamo impreparati tutti, quindi era impreparato il mondo da una parte e dall'altra, il fatto che ci ricordiamo all'inizio non si trovavano i DP, non si trovavano appunto i sistemi di protezione, quindi vi ricordate i primi tempi che per trovare mascherine era impossibile trovare mascherine FP2, FP3, quindi anche loro, anche queste strutture che comunque dovevano pensare come la parte ospedaliera di approvvigionarsi, io credo che abbiano avuto delle difficoltà enormi. Ha perfettamente ragione, le faccio una domanda, direttore. Allora, è per capire, non è... Allora, io cerco di fare un ragionamento. Allora, come diceva l'assessore, è stato un virus che nessuno se l'aspettava e moltissimi, anche tra i vari medici, virologi, erano un po' impreparati perché ne abbiamo sentito di tutti i colori, quindi era giustificati tutti. Però mi domando, in una casa di riposo che ha gestione privata e dunque fa business, possiamo definirlo in maniera brutale, ma è così più o meno, insomma ci guadagni, insomma più o meno, come si fa a non avere le mascherine quando tu lavori con gli anziani? Cioè, perché è una domanda che io capisco nell'ospedale, capisco nelle strutture pubbliche dove lì nessuno aspettava che capitasse questo, però in un'azienda, in una cosa privata, io credo che sia minimo quando lavori con gli anziani per 1000 motivi, al di là del virus, essere tutelati sotto un problema di vestiario, uso questo termine improprio magari. Allora, diciamo che, come osservava l'assessore, innanzitutto eravamo sicuramente impreparati di fronte alla virulenza e di fronte all'aggressività del virus. Ciò detto, il 22 febbraio, era un sabato, ecco, quando poi abbiamo avuto il primo caso a Vo, ecco, io sono andato proprio con il direttore e ricorderò per sempre questa data e abbiamo messo in piedi i primi protocolli dell'emergenza sanitaria, quindi chiudendo sostanzialmente tutte le strutture all'accesso dall'esterno. Ecco, intanto pensiamo che già in quel momento questa è stata vista, perché io sono d'accordo sul fatto che bisogna riavvolgere il nastro e fare mente locale su quel momento, perché già in questo momento abbiamo avuto una sorta di insurrezione popolare, perché giustamente i parenti degli ospiti si sono visti chiudere le porte e qualcuno l'ha percepito come un eccesso di zelo. Detto questo, ecco, poi sono stati messi in atto tutta una serie di procedure. Nel mondo delle RSA dobbiamo innanzitutto ecco, ricordare che abbiamo davvero delle strutture assolutamente variegate, assolutamente diverse tra di loro. Ci sono enti pubblici, ci sono privati, ci sono fondazioni, c'è davvero dal punto di vista sia organizzativo che giuridico, ci sono vari soggetti con delle enormi diversità. Ci sono strutture estremamente piccole che hanno una gestione molto, come io la chiamo, molto familiare, ci sono strutture molto più grandi che sono più probabilmente organizzate e che quindi hanno anche la struttura che consente, in termini di personale, in termini di competenze, in termini di professionalità, di affrontare il problema evidentemente in maniera diversa. Ecco, noi ci siamo trovati di fronte a un'emergenza. Lì, ecco, in quel momento la sensibilità soggettiva probabilmente ha giocato un ruolo importante, nel senso che c'è chi ha chiuso l'accesso
dopodiché è stato riaperto perché c'è stato detto non potete chiudere l'accesso, non potete chiudere i centri diurni, eccetera. C'è chi viceversa ha ritenuto che questo fosse un eccesso di zelo, che probabilmente, a seconda evidentemente di quello che in quel momento erano le informazioni che avevamo, non fossero dei provvedimenti necessari, così come cercare di compartimentare, cosa che sentiamo anche in questi giorni, quando questo sì effettivamente secondo me lascia molto perplessi, perché se mi si dice che qualche settimana fa o qualche giorno fa si è cominciato a compartimentare il personale, ecco, questa è una cosa che evidentemente nel momento in cui si è scatenata la pandemia, che quindi non è stato il 22 febbraio ma è stata nelle settimane successive, evidentemente c'erano dei provvedimenti che andavano presi in maniera molto drastica. Presidente, però la mia domanda era un po' diversa. La mia domanda, al di là della pandemia, al di là del virus, in una RSA il personale ospedaliero, il medico, l'infermiere, chi ci lavora, la mascherina doveva averla ancora prima. Questo dico perché ha a che fare con gli anziani, con mille problematiche, con mille patologie. Però guardi, ha capito perché la domanda ma le rispondo subito. Nelle RSA non è per obbligo, nelle RSA è obbligo la mascherina, è obbligo questo, perché? Per potersi difendere dal coronavirus è necessario utilizzare una serie di DPI che voglio dire, o vengono utilizzati tutti o sono assolutamente inutili. Poi il professore ovviamente, che è un esperto, ci confermerà o meno quanto sto dicendo. Ma detto questo, avere una mascherina chirurgica non serve assolutamente a nulla, nel senso che gli anziani delle RSA nel 95%... Non intendevo una mascherina, intendevo riparare... ma le spiego, nel 95% dei casi gli anziani delle RSA sono anziani non autosufficienti, ai quali non puoi mettere una mascherina perché la ingoiano, la ingeriscono e quindi diventa pericoloso per la loro salute. Il personale, che non è solo personale medico, perché ricordiamo che noi in Alta Vita IRA per esempio abbiamo i medici dipendenti e quindi è già una struttura, ma siamo tra le pochissime strutture che hanno questo tipo di conformazione. Viceversa il 90% delle strutture delle RSA nel Veneto non ha personale dipendente ma utilizza sostanzialmente medici esterni. Quindi già questo diventa molto difficile, perché gestire una pandemia senza avere dei medici interni complica molto le cose. Ciò detto, il tema è un altro, che avere sostanzialmente non siamo un reparto infettivi, quindi l'attrezzatura, diciamo, i DPI, gli ausili che sono necessari sono quelli di un reparto infettivi che noi per esempio abbiamo messo in piedi, nel senso che li abbiamo avuti dalla regione, quindi tramite l'ASL, li abbiamo acquistati sul mercato a caro prezzo, per non dire insomma a dei prezzi spaventosi, ma il trovare tutto quello che serviva per poter gestire la cosa era quasi impossibile. Era una delle domande che mi facevano, ma mi hanno detto, ma poi che è naturale, uno dice, ma senti, sai benissimo, lavoro con gli anziani, lascia stare il coronavirus che può fare quello che ha fatto, però dovrebbero avere gli ausili anche prima del coronavirus. Però secondo me, io frequento le strutture, in altri tempi insomma io ho frequentato molto, nel senso, proprio visto la mia delega alle strutture per anziani, non c'era la cultura della mascherina, ma neanche chirurgica, cioè nel senso, probabilmente anche per una questione con gli anziani, insomma, sono fragili, cioè vedono la persona, eccetera. È chiaro. Quindi, che se ci fossero... devo dire la verità, secondo me non c'era questa cultura. Questo ci insegna, quindi questa cosa qui ci insegna che probabilmente per il futuro anche su questa cosa qui... avete una spiegazione, perché ovviamente la cultura, adesso ha detto il Presidente ovviamente che gli anziani possono prendere, che poi sono piccole cose che magari uno non le sa, uno che non vive all'interno delle RSA non le conosce, e quindi ovviamente è meglio spiegarle, quindi le chiediamo. Abbiamo una telefonata perché ne abbiamo già moltissime, mi diceva Dennis, mi sembra, vero Dennis? Sì, confermo Giorgio, abbiamo già in linea con noi la signora Paola da Padova, che ha una domanda per l'assessore relativa all'ozonoterapia, quindi la faremo fare proprio a lei. Perfetto, allora buonasera signora Paola, lei da Padova ha detto buonasera. Sì, buonasera. Ecco, chiedo a tutti, e lo dico a lei che è la prima, io passo le telefonate perché siano brevi e domande chiare agli ospiti che abbiamo in studio. Prego signora Paola. Sì, allora buonasera. Soprattutto nelle case di riposo non capisco come mai non si sia impiegata la terapia sia per sanificare gli ambienti sia alle persone del consiglio di ozonoterapia, visto che di 20 anni che viene usata non
medici, fior di associazioni. È a bassissimo costo, effetti collaterali zero. No. La seconda domanda, velocissima sarà come la prima, visto che tutte queste pandemie, dalla spagnola al coronavirus, vengono perché mangiamo animali, perché la classe medica e la scienza non va a settarsi questo punto. Aspetti, perché signora Paola c'è... Signora Paola, si ripete la domanda perché emotivamente con le labbra molto vicino al telefono, quindi non sentiamo bene la sua voce, non abbiamo sentito completamente la domanda che ha fatto. La può rifare, per favore? Mi scusi, mi sente meglio? Prego. Visto che dalla spagnola al coronavirus sono tutte epidemie o pandemie che derivano dal mangiare animali, perché la scienza, la classe medica, visto che le proteine vegetali fanno molto meglio delle proteine animali, non batte il tasto sulla causa di queste pandemie, si curano solo gli effetti, non si guarda mai alle cause, perché la scienza medica non invita le persone a fare una dieta con meno animali. Ho capito la domanda, io non l'ho intravisa perché il microfono non lo senta bene. Ringrazio la signora Paola e l'assessore Lazzarini risponde. La signora dice, siccome le ultime epidemie sono epidemie che arrivano da trasmissione animale, perché io almeno così ho capito, perché non si inizia a pensare quando si parla di sani, corretti stili di vita, di prevenzione, a fare diete in cui ci sia meno utilizzo di carni animali. Io questo ho capito, mi sembra, insomma. Ecco, ha capito, dottor Giraldi, perché non l'ho sentita bene, vi garantisco la telefonata perché la signora non teneva bene il concetto, nemmeno la prima l'ho sentita bene, se l'avete sentita bene voi, se volete rispondere. No, ma allora quello che posso, io poi non sono un medico, quindi eventualmente interviene il dottore, però io credo insomma che noi sappiamo che l'equilibrio è la cosa migliore, quindi tra quelle che possono essere appunto apporti di vario tipo, quindi non demonizzare tutto da una parte, ma avere sempre una dieta che sia la più equilibrata possibile. Sì, non mi risulta che tra le teorie varie che ci sono state nell'ambito di queste pandemie ci sia un legame così stretto con una dieta eccessivamente sbilanciata in ambito di carni animali. Io penso che anche in questo caso si vada un po' per ideologia, anche se effettivamente sembrano che all'inizio sia partito da questo pipistrello, una volta poi si parlava della viaria, tutte queste cose, però credo che, come dice l'assessore, il problema sia quello di avere un equilibrio in questo senso. Certamente la dieta vegetariana e vegana nella sua poi radicalizzazione è studiata, ha tutta una serie di valutazioni, rischi anche in alcuni ambiti, soprattutto in ambito di carenze vitaminiche, soprattutto negli adulti, nei bambini non ne parliamo, cioè bisogna essere un po' equilibrati su questo. Al momento a me non sembra che il problema di questa epidemia si possa risolvere con l'alimentazione, imponendo una dieta vegetariana, anche se certamente ci sono delle valenze anche di tipo scientifico che dicono come una dieta vegetariana o vegana fatta in un certo equilibrio ha un minore impatto su alcune patologie, soprattutto di tipo cerebro e cardiovascolare. Assessore, aveva sentito invece la prima domanda che aveva fatto? La prima non ho capito, se parlava del fatto che nelle case di riposo non c'è l'ossigeno, ma non è vero. Sanificazione con l'ozonoterapia. La sanificazione con l'ozonoterapia. Sì. Allora, sulle sanificazioni credo che adesso sarà il passaggio insomma, sulle sanificazioni. Io penso che già molte strutture si stiano adoperando per sanificazioni di questo tipo, insomma, perché tipo noi nei protocolli che stiamo cercando di mettere in piedi per la fase 2, quella del 4, quindi di maggio, parliamo di sanificazione degli ambienti, ancora di più penso in ambienti dove c'è il contatto con persone, dove ci sono persone, quindi io credo che le strutture per anziani tutte insomma, stiano ragionando insomma, su progetti o comunque su già azioni di sanificazione di questo tipo. Dottor Giraldi, nel completare le domande iniziali abbiamo capito tutti che ovviamente questo virus colpisce gli anziani con più patologie. Perché? Ma perché l'anziano tendenzialmente è una persona più debole, soprattutto dal punto di vista immunitario, cioè le capacità di reagire. Però anche un bambino è debole. Ma il bambino ha delle risorse molto più
così sviluppate rispetto all'anziano. L'anziano è soprattutto, parliamo di anziani complessi, anziani fragili, soprattutto sono anziani con molte patologie che condizionano poi la risposta e le possibili complicanze. Molto spesso sono pazienti, non so, con bronchite cronica, con scompenso di cuore, con situazioni di allettamento e quindi con scarse capacità reattive dal punto di vista anche muscolare, eccetera. Per cui un'infezione respiratoria, che è importante in una persona giovane e adulta, in una persona anziana può diventare letale e diciamo, sappiamo anche per esperienze precedenti come le epidemie influenzali, per esempio hanno mietuto molte vittime, soprattutto nella popolazione anziana, proprio per questo motivo, perché le persone anziane hanno meno risorse dal punto di vista fisico e soprattutto dal punto di vista immunitario hanno una minor capacità di reagire all'infezione con una risposta immunitaria che è quella che poi può riuscire a aver ragione dell'infezione e far guarire la persona. Le persone anziane, soprattutto quelle fragili, complesse, con molte patologie, sono quelle più esposte alle complicanze e anche di tipo mortale tante volte delle epidemie, quindi delle infezioni che si trasportano da persona a persona, come spesso succede. Quindi in questo senso è un problema proprio legato all'organismo fragile di molte persone. Signor Lazzarin, la Regione, ovviamente, l'ha sempre detto il governatore Zaia, non è responsabile ovviamente di quello che succede nelle case di riposo, ma dopo quello che è successo in questa situazione, cambierà qualcosa secondo lei? Cioè la Regione vuole intervenire con più veemenza, con più, diciamo, ha capito cosa voglio chiedere? Sì. Allora intanto spieghiamo bene com'è il sistema. Il sistema è con una serie di strutture che possono essere le IPA, che sono le strutture pubbliche, le fondazioni, che sono quindi fondazioni di diritto privato, ma solitamente sono fondazioni senza scopo di lucro, e poi invece delle aziende, insomma delle SPA, eccetera, che sono quelle il privato puro. Ci sono quindi queste tre categorie. Queste tre categorie, una volta che fanno l'iter per essere autorizzati e accreditati, quindi col sistema regionale, poi si convenzionano con l'ASL e sottoscrivono un accordo contrattuale con l'azienda in cui ci sono tutta una serie di oneri e di onori. Quindi rispetto, non so, la Regione, mi scusi se la interrompo maleducatamente, la Regione dà un contributo a queste case di riposo, come anche i comuni. La Regione dà il contributo alla persona che entra in casa di riposo, che ha una quota giornaliera che è la quota di rilievo sanitario, che chiaramente poi viene spesa all'interno della struttura. E poi la Regione paga il medico che fa il coordinatore all'interno della struttura, che solitamente, a parte il caso appunto di Alta Vita Ira, sono medici di medicina generale che prestano un tot di ore all'interno di quella struttura. E quindi la Regione paga le prestazioni di questo medico all'interno della struttura. In virtù di questo cambierà qualcosa? No, poi c'è comunque un CDA, che solitamente il CDA è nominato dal comune per la maggior parte dei casi, che quindi è un organismo poi autonomo, e poi c'è un direttore segretario che comunque ha le funzioni di amministratore, di direttore e di quant'altro. Questa, per essere corretti, è la filiera. Noi cos'è che possiamo imparare, intravedere da questa cosa qui? Che sicuramente una maggiore, sicuramente impostazione sanitaria probabilmente all'interno di queste strutture non farebbe male. Perché abbiamo visto appunto che quando succedono epidemie di questo tipo, adesso con i team delle aziende sanitarie che sono entrati, perché noi una delle direttive che abbiamo messo in piedi durante questa emergenza, oltre a quella di dare indicazioni, separati i positivi dai negativi, evitate che ci siano dei percorsi comuni, utilizzate i DPI, insomma, di protezione, facciamo i tamponi a tutti, quindi insomma mettiamo in sicurezza le strutture, mettiamo in sicurezza gli ospiti e in più gli operatori. Abbiamo anche previsto che dei team specializzati delle aziende, quindi formati dal geriatra piuttosto che dall'infettivologo, piuttosto che dal pneumologo, eccetera, entrino nelle strutture per assistere le persone, insomma, che oggi hanno bisogno di assistenza, come anche contestualmente le USCA, che sono le unità speciali di continuità assistenziali che sono nate proprio, insomma, con questa emergenza, entrano nelle strutture per fare assistenza. Probabilmente questa è una situazione che stiamo monitorando e che probabilmente anche per il futuro, insomma, potrebbe dare delle valutazioni un po' diverse da quelle potrebbe attuali. dare, insomma, dei risvolti positivi.
Stata chiara. Telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Io devo dire la verità, scusi la interrompo, non perché c'è qui il dottore geriatra, ma io fin dall'inizio del mio mandato, quando abbiamo rimesso in piedi l'accordo contrattuale che era fermo da 11 anni, ho molto insistito per la figura di un medico specialista e professionale all'interno delle strutture e non, perché credo che ormai le strutture per non autosufficienza sono strutture che sono insomma con un impatto sanitario e assistenziale molto forte, quindi anche la presenza di una figura più specialistica ha avuto una risposta positiva? Purtroppo no, lì poi nelle discussioni insomma diciamo non è stata così proprio semplice. Positiva, però adesso magari cambierà qualcosa. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Da Villa Torre di Saonara. Prego, breve, grazie alla domanda. All'assessore, io sono stato ricoverato per il coronavirus a Padova in 2 strutture, dopo mi hanno passato a Monselice, da Monselice il giorno 3 sono venuto a casa, mi hanno fatto il tampone là e mi hanno mandato a casa dicendomi fra 3 giorni vengono a fare il secondo tampone. No, e il primo è stato negativo, mi hanno mandato che è negativo. Purtroppo io ho 80 anni, sono a casa da solo, abbandonato, nessuno, e 17 giorni nessuno mi viene a fare sto tampone. È una cosa vergognosa. Va bene, senta, stia attento, mi lasci il numero in redazione e poi glielo passo all'assessore, vedrà. L'ho già lasciato. Perfetto, va bene. Domani la facciamo contattare sicuramente. Ecco, vedrà che domani l'assessore qui presente cercherà di risolvere il problema, ovviamente come da lei richiesto. Grazie della telefonata. Allora, prima della pubblicità andiamo a leggere i messaggi, perché ce ne sono moltissimi ovviamente che interessano questo problema. Lo sapete poi perché lo dico sempre, quando uno diventa anziano, perché prima o poi diventiamo tutti anziani, mi sembra che veniamo un po', dicono ma tu sei anziano, lascia spazio ai giovani, ma se uno è bravo, lo ripeto da una vita, è bravo sia da giovane sia da anziano avrà bisogno dell'energia del giovane, ma se uno è bravo, invece quando si diventa meno giovani ti dicono proprio ma sì, vabbè, è una delle cose personali e quindi che mi dispiace perché poi tutti diventiamo anziani. E grazie Assessore per il lavoro che state facendo, quando riapriranno gli ospedali che sono stati chiusi per dedicare ai malati di coronavirus? Ma allora, intanto Schiavonia abbiamo... Sei breve nella risposta solo perché li faccio tutti? Sì, no, Schiavonia abbiamo riaperto il punto nascite oggi, mi sembra ieri, insomma è stato riaperto, quindi un passettino. Allora, man mano che adesso abbiamo visto calano i ricoverati, è chiaro che stiamo facendo un programma di riapertura degli ospedali che abbiamo individuato come Covid Hospital. È chiaro però, ma questo ce lo chiede il Ministero, che dobbiamo comunque mantenere dei reparti dedicati e quindi delle postazioni letto dedicate. Però diciamo che si va, se i cali diminuiscono, una certa normalità. Gradualmente li riapriamo. Gradualmente. Andiamo a un altro messaggio, la regia. Ho una domanda per l'assessor Lazzarini, vede l'assessore, devo lasciarla dar via prima, ma oppure questa sera un po' di più la tengo, 5-10 minuti, perché qui ce ne sono moltissime per lei. Ho una domanda per l'assessore Lazzarini, dove posso fare il test rapido? Posso farlo di mia spontanea volontà o serve la prescrizione del mio medico? Allora, oggi non c'è la possibilità di farlo se uno lo vuole fare, cioè oggi noi i test, che è un incrocio tra tamponi, test rapidi e poi vedremo cosa succede con i serologici, li facciamo, però li stiamo facendo alle persone chiaramente che hanno sintomi, che sono i primi che noi dobbiamo intercettare, ai contatti delle persone che hanno sintomi, e poi stiamo facendo lo screening alle categorie a rischio, quindi i sanitari, il personale sanitario, tutte le strutture per anziani, ospiti e personale sanitario. Abbiamo iniziato con i farmacisti, le forze dell'ordine, i volontari della protezione civile che sono in giro, ma non è che lo allarghiamo, perché abbiamo sempre detto non è che è possibile fare uno screening o un test a tutti i veneti. Certo, andiamo nell'altro messaggio, gli ultimi 2-4 solo ne passiamo, dico la regia, questo, come mai si continua a fare molti tamponi pur sapendo che già il giorno dopo la situazione può essere diversa?
Ma è chiaro che tu fai il tampone perché di fronte a dei sintomi e quindi riesci a isolare la persona e quindi la metti in isolamento fiduciario, oppure insomma se la persona poi ha bisogno di altre cure. Questo per evitare che ci sia comunque che il virus possa diffondersi. Sappiamo che il tampone è la fotografia istantanea e sappiamo che ci sono i 14 giorni di incubazione, quindi può essere negativo oggi e tra 3 giorni essere positivo, ma è così oggi. Questo è gli strumenti di diagnostica che abbiamo. Vediamo l'ultimo ricordo, chi manda i messaggi ovviamente abbiamo il numero telefonico e quindi poi se l'assessore e gli ospiti di studio vogliono dare, noi ovviamente diamo e siamo a disposizione ovviamente degli ospiti che abbiamo in studio perché le risposte le danno loro. Ho letto che in autunno potrebbe tornare una nuova ondata di coronavirus. Ci saranno nuove precauzioni per le case di riposo? Noi familiari quando potremo tornare a fare visita agli ospiti? Allora, è vero, questo l'hanno garantito gli scienziati, l'OMS, che è molto probabile, se non certo, che a autunno ci sarà una seconda ondata, quindi per quanto ci riguarda rimarremo in emergenza. Ma come si potrà, mi scusi Assessore Sera, come si potrà capire, visto che i primi sintomi sono quelli di un'influenza normale, che non è un'influenza normale? Ma credo che questi 2 mesi qua ci abbiano insegnato, e quindi i tamponi, le precauzioni, i dispositivi, le protezioni, cioè noi conviveremo con questi da qua a fine anno, secondo me, cioè io lo do per scontato questa cosa qui. Volevo dire, ho visto oggi i dati, se mi mandi quanti sono la grafica e i morti nelle case di riposo, leggendo oggi, sicuramente l'assessore ne sarà a conoscenza, i primi 3 mesi dell'anno scorso in tutta Italia sono morte 20.000 persone più di questi primi 3 mesi di quest'anno nonostante il coronavirus. Però sembra che quest'anno, l'impressione, ha capito, sembra che quest'anno sia è chiaro che i morti sono tanti ugualmente, mi sembra anche non carino, uso questo termine a dirlo, però sono stati 20.000 morti in meno rispetto ai 3 mesi dell'anno scorso, parlo gennaio, febbraio e marzo. Questi sono i dati ovviamente per quanto riguarda i morti sia purtroppo dell'anno scorso e i morti purtroppo anche di quest'anno. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi a tra poco. Se volete qualcosa, un caffè.